babbo mani. E tu, chi è sei? Antonio. E come sei morto? E come tesoro? Ma voglio contare. Io lavoro in Air Italy e sono andato a una riunione che baiamo a travaglio. Nuda. Sono girato, mi sono disperato a disora, a domo. Sono entrato a domo, entra a cucina e non va nessuno. Entra sul bagno e non va nessuno. Sono entrato a camera letto e questa mostra mia mi è svestita e mi è affusata. Non avevo compreso per nulla. Avevo cominciato a cercare tutto e sotto sul letto, che sono andato alla cucina, sul bagno. Non sapevo mai schio che mi poteva qualcuno bello sul balcone e il baiaturone che stava sul quinto piano e su questo cornicione. Non va questo più la boccata che la tremolata a terra. Poi pure un sorbetto frigorifero in dopo, io non riesco manco chi ha mandato una borsa, picco questo frigorifero sul balcone che sputa in crafta addosso. E poi, nulla, mi sono avvistato per il manco, sono venuto a terra poi questa luce bianca, e mi sono avvistato le scimmie che da sul corpo si volante, e poi sono arrivata in occhi, non riesco manco in verso. E tu, chi è sei? Pascale. E come sei morto tu? A buona questa cosa lui. Tipo travagliare in un cornicione, su quinto piano, a che ne stanno un'antenna. A un certo punto, uno vuole nato, mi spinge. E a un certo punto, come un tipo ruvenne, ma questo un frigorifero arrivare a mattina. E poi mi sono accattato in occhio. E tu, chi è sei? Bonarius. E te lavora chi a questa vita? Idraulico. E come sei morto? Il tennisco. Io l'ultima cosa che mi ammento è che mi sono tenuto fuori in un frigorifero. No, io avete vinto, io potrò travagliarmi. A si ferro. A si ferro. A si ferro. No, a si ferro. E sapete di portare il cinturone di sicurezza, cammina. A si ferro. Via.